Uno. Insomma. Quindi bentornati. Sfida questa volta di caratura simile a quella di poco fa. Poi intanto fallo su Di Mariano. Ginocchio e ginocchio, se ho visto bene. Partita una caratura, però questa è importante. Poco fa abbiamo visto Furious Sporting, adesso abbiamo Aquile di Sicilia, Piunchi, Aquile che hanno la possibilità di allungare o comunque dare un segnale forte al campionato, visto il risultato degli Sporting. Piunchi invece che sono in totale ripresa. Oggi c'è anche Carmelo Accetta. Di Mariano rischia dall'ultimo uomo, poi la recupera. Profondo da Guglielmini che la tira in campo. Attenzione, Guglielmini fa il fallo su Ferrara. Poi allontana la sfera. Girati Sasi, dai Sasi! Lascia stare! Gueccia. Attenzione, errore qui su Abate. Accetta. Uno! Qui palla in mezzo, Abate tocca. Bella Anca! Bella! Portiere! Di Cara. Giuseppe Di Cara. Ok. Abate. Bam bam. Parlato. Porta a sfera, ancora parlato, vuole il destro, ancora parlato, fermato da Accetta. E poi la palla finisce nelle braccia del portiere delle Aquile. Parlato, tocca di prima, non ha capito la giocata, sgroia, adesso Di Mariano torna dietro, Abate, c'è profondo, Accetta servito. Ancora Accetta, se ne vuole andare, va centralmente, finta, poi va da Di Mariano, anticipo di Ferrara, ancora Accetta, tocca buono il pallone, Accetta apre! Parata super del portiere delle Aquile, adesso Di Mariano, sempre in mezzo, Accetta, esterno, che si impenna, però che parata, che azione e che tiro. Primi 4 minuti diciamo di una fattura importante, qui Sgroi se ne va trattenuto da Abate, arriva il giallo. È di partenza, raga! Non è un fallo, è di partenza! Via. Ah? Domani? Non lo so. Attenzione, parlato! Di Cara, la leva dall'incrocio, ma che conclusione! Attenzione, palla in mezzo, di nuovo parlato, chiude Di Mariano. No, cioè, 100%, l'ho vista poco fa con Mario. Vabbè, questa gliela do ragazzi di qua. Ancora non hanno preso l'acqua. No, basta, vabbè, tanto c'è un'altra partita. Qua non ce n'è più, la mia è saltata. Ferrara, anzi è Gueccia, gira tutto da parlato che anticipa dopo il tocco di Guglielmini. Adesso rimessa laterale. Ok, gioca. Uno. Abate.
falcata che aumenta, sempre Abate, forse un tocco col braccio, strattona, c'è il vantaggio se l'ho visto bene. Quindi Ferrara che può aprire da Parlato, vada solo Ferrara, vada Sgroi, stop, in aria, chiude Di Cara ancora, seconda occasione. Questa volta la palla va in mezzo, chiude Abate, adesso Di Mariano si impegna per tenere il pallone, lo chiude. Gueccia. Non la porto là, anzi no, guarda da qua. Oh, raga, uno sua però, picciotto. Effettivamente pure da me potevi Rischiamo. Abate, rischia però se la cava. Parlato, palla in avanti da Ferrara che gliela ridà ancora, ferma tutto qui tunnel di Mariano, è stato Abate a chiudere la giocata, poi accetta, calcia male. Attenzione qui Guglielmini col tacco per Di Mariano, basso ma sulle gambe del portiere delle Aquile. Qui palla forte in mezzo Di Mariano, manca l'appuntamento col pallone. Attenzione Gueccia, zona tiro, Gueccia, alta. Di Mariano apre tutto da Carmelo Accetta che guarda la porta, deviazione calcio d'angolo. Per ora occasioni su occasioni per i ragazzi dei Piunchi. Qui palla in mezzo, chiude Ferrara, adesso Parlato, 1 contro 1, Parlato viene strattonato ma se ne va, poi Di Mariano col tacco elegante però fine a se stesso, quindi Sgroi traversa quando doveva servire di nuovo Parlato, quindi siamo dall'altro lato con questo pallone errato da parte di Accetta. Di Mariano lotta, palla adesso che arriva a Ferrara che vuole servire Sgroi, si libera adesso il corridoio, palla invece per Parlato che vuole calciare, Parlato su Di Cara. Ferrara, anzi no, scusatemi, è Gueccia. Ora Ferrara. Però sveglia! Sposta, se ne va Ferrara, sinistro in porta, chiude Di Cara. Attenzione Parlato! Servito al limite d'aria, piazza e spiazza Di Caro. E arriva l'1-0 delle Aquile, ha segnato il numero 21, Parlato. Attenzione qui palla in avanti, chiude Ferrara, su di lui c'è Vitrano che commette forse fallo, c'è il vantaggio, quindi Vitrano fermato, Sgroi! Mamma mia che parata di Lorre, palla che rimane in campo, ancora Sgroi, si accontenta della rimessa laterale. Ferrara col petto, ammortizza, poi serve Parlato che da lì può calciare, finta e poi calcia su Accetta. Qui palla in mezzo, chiude Vitrano che se ne va sul destro, ancora Vitrano, è chiuso, prova il guizzo, perde il pallone e il possesso. Attenzione, palla in profondità, chiude Guglielmini, poi di testa Di Mariano, se ne vuole andare.
Attenzione, qui la conclusione larga di Accetta. Parlato, vuole lo scambio con Gueccia che sbaglia, impatto troppo leggero. Bello lo stop di Guglielmini che serve bene di Mariano che con lo stop praticamente ha concluso in porta, però con potenza minima rispetto alla conclusione che poteva dare il numero 10. Qui intanto a proposito di 10 in teoria si dovrebbe essere ripresa. Minuto? Vabbè, continua a guardare, questo intanto poi scrivi 2-0 Gueccia. Attenzione, Sgroi, la palla passa! Arriva il 3-0 delle Aquile. Piunchi frastornati, vuole il time out qui di Mariano. Accetta, la Viola. Ancora Viola, palla in mezzo, ancora Viola. Largo. Di poco largo. Prima vera occasione negli ultimi 4-5 minuti per i Piunchi. Quindi Parlato. Fa la finta, se ne va ancora Parlato, apre invece di calciare, quindi 3 contro 1. Guglielmini, palla che resta lì, Viola non riesce a battere a reti, poi commette fallo, quindi vantaggio, si continua, Gueccia, ancora Gueccia, grande giocata, sempre Gueccia, se ne vuole andare su Stassi, scusate, su Vitrano, e c'è il secondo fallo. Quindi calcio di punizione affidato a Parlato con un piede educatissimo, qui barriera. Attenzione, grande giocata, quindi Accetta, calcio d'angolo. Attenzione, forte in mezzo, quel pallone di Accetta. Calcio d'angolo che si ripeterà. Qui questa volta male Accetta, troppo forte forse. Parlato, Gueccia, se ne vuole andare, qui palla in profondità per Parlato, col tacco, bello il pallone, Ferrara da solo in mezzo a due, viene fermato, doveva servire di nuovo Parlato, poi se la tirano di sopra Parlato e il numero 16
Guglielmini. Qui c'è un contatto. Ammonito Ferrara. Bellanca accetta in avanti, qui fa una sportellata viola e Ferrara che è la meglio. Ancora Ferrara, vuole calciare, poi apre da Sgroi, stop, Sgroi chiude di cara. Gueccia profondo, parlato, pensa alla conclusione, poi gira tutto nelle zone di Ferrara, che da lì può calciare. Ancora Ferrara, Gueccia, finta di corpo, torna dietro a Ferrara, imbucata da parlato, danza sulle gambe e se ne va. Ancora parlato in mezzo, Sgroi e poi parlato, alto, doppio errore delle Aquile, che comunque stanno 3-0, ma non devono sottovalutare questi 3 gol di distacco, che sono pochissimi a campo a 5. Accetta, guarda il movimento di Di Mariano che col dito indica la via, poi Ferrari in anticipo, viola a raccogliere la seconda palla, Di Mariano col petto, ammortizza, se ne va, ancora Di Mariano, lotta con Sgroi che la mette fuori. Sì. 6. Oh, ma se sono concentrato a sbagliare. Accetta, se ne va, grande giocata. Ferrara se ne va, mamma mia. Chiude di cara che vuole rimettere da Viola, perde un po' il tempo, l'attimo e il pallone alla fine va da Accetta. Viola. Imbucata che passa Di Mariano. Di Mariano! 3-1. Non può sbagliare da lì il DS. Gueccia. Se ne va, ha parlato con una magia, ancora parlato fino in fondo! Mamma mia! 4-1, Stefano ha parlato, che grande gol! Marco, già l'hai scritto, vero? Questo potenzialmente candidato miglior gol della settimana. Complimenti a Stefano. Sgroi la tiene. Ferrara. Centrale, sempre da parlato, che è una mina vagante. Ancora parlato, torna dietro, Ferrara. Vuole tornare da lui, alla fine se ne va. Parlato, Sgroi. Può tornare di nuovo da Ferrara. Servito. Ferrara! Ma come giocano le Aquile? 5-1. Mamma mia. Per ora prestazione di spessore altissimo delle Aquile, che fanno viaggiare il pallone e fanno male, fanno molto male. Intanto parla da recuperare la palla in mezzo all'area, c'è in mezzo al campo, c'è il fallo di Viola, c'è il quinto fallo, al prossimo sarà tiro libero. Tanto è tipo un tiro libero, concedetemi questa similitudine. Sono circa 1 metro, 1,5 metri
più indietro rispetto al normale tiro libero con la barriera, quindi non lo so. Da centrale puoi far girare il pallone sia col destro che col sinistro, anche se la barriera è posizionata alla destra del portiere, quindi il tiro è adatto per un destro. Infatti Ferrara ha provato il tocco sotto, troppo sotto, si impenna, quindi Carmelo accetta, uno dei pochi che può risalire, può far svegliare i suoi insieme a Di Mariano. Accetta, fermato, e poi Di Mariano neanche fortunato. Attenzione, recupera qui Parlato, servito poi da Sgrogli, la può ridare. Parlato perde l'attimo, però gestisce bene quel pallone verso Gueccia. Sempre Gueccia, vuole in movimento, servito Sgroi, stop così, però se la cava, forse c'è il fallo, sesto fallo, tiro libero per le Aquile. Va Parlato. Pronto Parlato. Va lui forte all'incrocio, 6-1 di Parlato. Per ora mattatore assoluto nel match. Costa. Posto. Ho sentito l'annello, dice che c'è ricampo. Oh, fallo venire appena. Noi oggi non giochiamo. Non giochiamo alla fine oggi. Attenzione, Ferrara in avanti, chiude, accetta, adesso 3 contro 1, Di Mariano in mezzo, errore, ma non ci credo, Guglielmini si è infatti arrabbiato pure lui, da lì non sbaglia mai, tranne questa volta, 6-1. Siamo allo scadere del primo tempo, intanto velocissimo Ferrara. E termina quel primo tempo. 6-1 il parziale.
Intanto l'avete visto, ma non l'ho commentato, la rete di Di Mariano, 6-2, doppietta di Di Mariano. No, si è visto? A me. Attenzione Di Mariano, qui spara alto. Parlato, forte in mezzo, non arriva a Sgroi. Intanto è entrato anche Motisi. Accetta, qui Di Mariano tocca male, adesso Gueccia. Però vedi di giocare dietro contro di me, dai. Quando gioco io giochiamo pure così, però. A disposizione. Attenzione, accetta. Palla in mezzo. Calcio d'angolo. Attenzione, grande il pallone per Parlato che da lì fa male. Poi palla in mezzo, può provare la rovesciata Motisi, non se la sente, quindi la può tenere. Spintonato 3 volte, ma non ce la fa. Ferra. Attenzione, grande velo di Di Mariano. Attenzione, Parlato. Se ne va, Parlato, mamma mia. Palla in mezzo. Sgroi! 7-2. Da lì non può sbagliare, ma questo gol è confezionato da Parlato e scartato da Sgroi. 7-2. Parlato, mamma mia che pallone. Palla che va da Sgroi. Parlato traversa. Qui se l'è un po' divorato Parlato. Mancino. Si riprende dopo l'interruzione anche per capire le condizioni di Gueccia. Abbatte. È ultimo, non può rischiare. Comunque mi scuso per la quantità delle volte in cui dico mamma mia, ma davvero sto vedendo giocate oggi di alto livello. Parlato. Si accentra, Gueccia sposta la sfera, ancora Gueccia può liberare il destro! Forse l'ha presa di Caro, sì, grande parata quindi.
Giannalia. Dai, veloce, veloce! Accetta. Di Mariano. Sali, sali, sali! Viola. Chiude Sgroi. Ancora Sgroi. Se ne va. Sgroi chiude di cara. Attenzione, Accetta, recupera, ripartono i tre in maglia amaranto. Ancora palla aperta. Viola! Che parata di Miccichè. Anticipo di Ferrara che riparte. Sono 4 contro 0. Gueccia da Parlato che sigla l'8-2. Stefano Parlato. Riccobono. Riccobono. No, non è Riccobono. Tanto ciao. Ma noi abbiamo Viene come un per uno lotta. Te vai indietro. Guglielmini
rientra. Ancora Sasi Guglielmini che cerca Accetta. Secondo pallone ricercato appunto da Guglielmini, però si copre un pochino con Di Mariano, infatti cerca una seconda opzione. Qui palla in mezzo che diventa un velo, è il gol di Accetta. 8-3. Osciame coglione e ce ne andiamo a casa. Attenzione Sgroi. Forte qui l'intervento corretto di Bellanca. Qui palla da Accetta che la stoppa ma non la tiene. 8-3. No, recuperiamo. Attenzione, errore qui, ruleta di Parlato, se ne va qui fallo di Caro. Arriva il giallo anche per Di Caro. Calcio di punizione affidato a Stefano Parlato. Scavetto su Di Caro, anche chiamato Bam Bam. Di Mariano fermato, ancora rimessa laterale Amaranto. Accetta, da lì può calciare, va lui, vola Miciche. Ah, vita! Signore, la maglia dietro. Gueccia con la testa nelle zone di Sgroi, non può arrivare. Attenzione, anticipo di Ferrara, Sgroi la può ridare, chiude Accetta. Bellanca, stoppa praticamente per Gueccia, che con un tunnel fortunato se ne va e poi ritorna da Parlato, che gliela vuole ridare. Ancora Parlato, esterno, Gueccia in mezzo, Sgroi! Mamma mia! Azioni su azioni su azioni perfette delle Aquile. La rete di Sgroi 9-3. Lui 3 gliene aspettano a me. Accetta. Palla in mezzo di Mariano, può andare da Accetta, solata e gol di Carmelo Accetta. 9-4, scusatemi. Ripresa adesso da Melo la partita. Mancano 5 gol, ma mancano anche 10 minuti, quindi è fattibile. Per te no. Prendi. Attenzione, tocco male di Caro che poi esce e la tiene Di Mariano, ripartenza 2 contro 2, palla per Guglielmini, servito alla grande e poi la grande parata di Miciche, palla che rimane in campo, lottano i due, adesso Di Mariano, va col destro, Miciche vola e poi sfoga la rabbia sul palo. Ancora occasione per Piunchi, qui con Guglielmini, grandissimo gol, 9-5. Arbitro, che minuto stiamo, arbitro? Un B. Vabbè. Davide. Scrivi 9-5 tu, fallo. 9-5.
Attenzione Gueccia. William. Grande giocatore di Sgroi, viene fermato. Di testa. Qui Ferrara, palla che rimane in campo, non c'è fallo. Accetta, ferma tutto Ferrara. Di Mariano con la suola da Accetta. Che calcio! Me lo accetta! 9-6, sono ancora vivi i Piunchi. Attenzione! 3 gol, circa 10 minuti. Ancora una vita da giocare. È solito in cattedra Accetta. Ferrara. Sgroi. Se ne va, poi viene fermato. Vitrano, serve Accetta che non controlla. Però panchina che gasa ancora una volta, me lo accetta. Nove minuti. 9-6. Vitrano. In avanti, Accetta la controlla ma non riesce a proseguire la corsa. Sette minuti al termine. Ferrara va in mezzo e chiude Di Mariano. Adesso ha parlato. Apre tutto da Sgroi. Lotta con Vitrano, c'è il fallo. Parlato, la tiene lì in qualche modo. Ancora Parlato, poi Gueccia, c'è il fallo. Gueccia la tiene in campo, ancora Gueccia, profondo da Parlato, finta ancora Parlato, vuole liberare il destro e chiude Di Caro. Guglielmini in avanti a Di Mariano che la arpiona, però c'è Micichè.
Errore qui di Sgroi, poi Vitrano continua, Vitrano! 9-7, la rete di Vitrano. Nuova 9-7, 9-7. 9-7, Attenzione, palla in mezzo, Gueccia! Largo. Di Mariano, di prima appoggia, qui tocca Ferrara, c'è il vantaggio. Poi accetta. Fai saltare tutto in aria, dai. Sono una guarda che è tutto. Guglielmini pensa alla conclusione che parte Miciche col piede, però di fatto regala una rimessa laterale ai Piunchi. Accetta. Finta di Mariano che va col destro, largo. Abate. Guglielmini apre tutto nelle zone di Accetta. Guglielmini da Di Mariano che si vuole girare, ancora Di Mariano, c'è vicino un compagno, Di Mariano lotta, cadono tutti per terra, Di Mariano calcio di rigore, calcio di rigore per i Piunchi, 9-8 quasi, no l'ho gufata, 9-7, calcio di rigore per il 9-8, non me ne vogliono se sbaglia Di Mariano che ho detto 9-8. Non è rigore normalmente. È che si fa Pronto Di Mariano, cambia il piede. Di Mariano ha spaccato anche lui la porta. 9-8, un gol di distacco quando mancano 1 minuto e mezzo più recupero. Oscar. 9-8, 1 minuto e mezzo più recupero. 1 minuto più recupero, scusa. Attenzione Guglielmini, 2 contro 2, Guglielmini, finta ancora Guglielmini fino in fondo, Guglielmini deviato, calcio d'angolo. Ancora Guglielmini, palla forte in mezzo, Di Mariano spinge con le braccia. 2 minuti di recupero. Miciche profondo, abbatte con la testa, quindi accetta che porta avanti i suoi, palla per Di Mariano, esterno della rete, cade anche nella conclusione. Gueccia la tiene in campo in qualche modo, poi la palla termina fuori. Accetta, si corica praticamente per terra, palla larga verso nessuno.
È nostra! Sasi, Sasi! Poco, 2 minuti, ma! Sgroi, da Parlato. Lotta con Abate, sempre Parlato, rimessa laterale per le Aquile. Parlato forte in mezzo di Caro, poi ancora di Caro sul tiro di Gueccia. Comunque sì, sono convinto di Alla fine Ferrara dietro, Micciche in avanti, Gueccia di prima però sbaglia, quindi Melo accetta, ancora accetta, apre tutto nelle zone di Guglielmini, palla di ritorno, accetta, calcio d'angolo, anzi no, rimessa dal fondo. Vai, solo, è solo! Sgroi si vuole appoggiare, ma con la suola guadagna la rimessa laterale. A me, grazie. Attenzione, Parlato, guadagna il calcio d'angolo. Ferrara gliela ridà, Parlato, palla in mezzo. Attenzione, Guglielmini che vuole andare a cercare questo tiro. Palla che si impenna, termina qui la gara, vincono le Aquile per 9-8. Che fatica ragazzi, ma che divertimento. Una buona serata da Simone Vaccaro, rimanete connessi, nell'altro campo sta per iniziare la partita di Serie B, Avemu City contro